pomeriggio e buona domenica amici di Sportisili, un saluto da Marco Genduso qui per commentarvi questa bellissima partita tra Jato e Futsal Emiri. Termini, prova il dribbling, riesce a passare, Termini, poi un dribbling di troppo, Moncada riesce a servire, poi Parisi calcia con la punta. Poggia, Cottone allarga, Restivo trova il taglio per Cottone che cerca, anzi Moncada 2 volte, Rinicella 3 volte, come l'ha presa Rinicella! Prova ad appoggiarsi, sbaglia tutto, Sciacca può puntare la difesa sguardita sulla posizione nella parte di Termini, Sciacca va sul sinistro, può calciare, Sciacca! Ci ha provato, ha fatto molto bene qui l'ex San Gregorio Magno, va proprio lì. Il fischio va Moncada, cosa è calcia? Moncada! Infatti va proprio lì, da quelle parti. Moncada si appoggia, Restivo, Moncada, un'ora di ritorno, ancora calcia e Rinicella sul primo palo. Nuovamente C2, tanto Termini conquista il pallone, può puntare la difesa, Termini prova a rientrare, Fuschi, poi la conclusione col sinistro, il palo da parte di Ciaremitaro. Veramente un minuto di sosta in questa partita, palla dall'altra parte, Ricotta, la mette giù, Ricotta, palla secondo palo e questa era una palla geniale, non ha attaccato il secondo, Fuschi, tratto Furia. Ciaremitaro si gira molto bene, può attaccare la porta, Ciaremitaro, palla in mezzo per Termini e poi per Di Chi si salva tutto. Conto media parte dello Jato con Cottone che attacca la porta, allarga con l'esterno, Ricotta, calcia! E palla che non riesce a terminare in porta ancora una volta. Rinicella attentissimo, rimane in piedi, poi cerca il rilancio, sbaglia tutto. Moncada allarga il gioco, alle parti di Restivo che cerca la porta, Rinicella ancora, e poi può partire Termini. Di Conto vede il tunnel, Termini, e poi per Di Chizzi, poi arriva benissimo, per anticipato a Restivo. Al posto di Ricotta, ecco Alagna. Cerca centralmente, presteggia come si gira Rinicella, poi ancora una volta e Fuschi da 2 passi e Alamia, ancora Moncada centrale per Presteggia, come poi arriva sul secondo palo, Restivo non sbaglia e proprio allo scadere del primo tempo il gol di Restivo che corona una grande azione di gioco da parte dello Jato e fa il gol dell'1-0. Quando fischia il titolo di gara, fischia adesso e inizia anche il secondo tempo di questa partita tra Jato e Futsal Emiri. Si gira subito per Giacomo, si appoggia, Restivo, palla secondo palo e subito Alamia colpisce, va subito ad abbracciare i parenti probabilmente venuti al campo del Pala Don Bosco del 2-0, un inizio shock per il Futsal Emiri che aveva tenuto benissimo il campo. Furia, Restivo, Cottone, Fuschi, palla in mezzo, Moncada e sfruttano perfettamente la superiorità numerica. 3-0 per lo Jato quindi con Francesco Moncada. Poi l'anticipo di Fuschi, perfetto, Ricotta, salta tutti, Ricotta, guarda la porta, serve il compagno! Moncada sotto la traversa, l'avevamo detto, rientrava tra i man of the match di questa partita. E credo che adesso i dubbi siano veramente pari a 0, 4-0 e doppietta per Francesco Moncada. Adesso il pallone, può calciare, vediamo, ci pensa, Ricotta, cerca il secondo palo, trova invece Fuschi, poi Ricotta, duettano, Ricotta! Col mancino, palla perfetta in buca d'angolo, assist sensazionale e poi bacio con la fidanzata per Ricotta. Assist invece sensazionale da parte di Gian Mario Fuschi che non sta segnando ma ha trovato assist incredibile oggi. Il dribbling, intravaglia con la punta, risponde Rinicella, poi intercetta Geluso, Prestigio, si incagina e calcia con la punta, traversa, anzi, scusa, prende il palo, prova a girarsi, Pera, ancora Termini, palla di ritorno, chiude tutto però, un super Cottone che cerca anche la porta per il colpo di testa, sfortunatissimo, ed è 6-0, qui ci ha messo la testa Ciaremitaro, ma è stato veramente sfortunatissimo. Ecco in travaglia, adesso Geluso, giro palla difensivo, sempre in travaglia di prima di Lorenzo, anzi di Ricotta, e finisce qui la partita, dice lo Jato con il risultato di 6-0, risultato forse un po' eccessivo per quello che è stato visto in questo palazzetto di gioco del Pala Don Bosco.